Chiusa la discarica di Siculiana, la Catanzaro SRL sbarra cancelli agli autocompattatori e nei 19 comuni del lato Gesa Agrigento 2 torna l'incubo emergenza rifiuti. La ditta che fa capo al presidente di Confindustria Agrigento, Giuseppe Catanzaro, vanta da Gesa un credito considerevole e, non potendo far fronte alle spese, ha deciso di non accogliere rifiuti nel proprio impianto di Contrada Materano fino a quando non verranno mantenuti da Gesa gli impegni promessi. Pesanti i disagi prospettati per la popolazione che nei prossimi giorni dovrà fare conti con la presenza in strada dei cumuli di rifiuti. Situazione questa che, date le elevate temperature estive, se durevole nel tempo, potrebbe sfociare anche in un'emergenza di carattere sanitario. Ancora una volta, quindi, i contribuenti che pagano profumatamente il servizio sono costretti a convivere con l'ennesima emergenza. Condizioni di disagio, naturalmente, anche della ditta Catanzaro e delle relative imprese consorziate con Gesa, che a causa delle somme spettanti sono impossibilitate a pagare gli stipendi ai propri dipendenti. Relativamente al comune di Favara, l'assessore all'ambiente Calogero Carlino invita i cittadini alla collaborazione affinché gli stessi non conferiscano i rifiuti nel periodo di sospensione della raccolta. Purtroppo ci duole, ma è pervenuta ieri pomeriggio alle 3:30 un fax da parte della GESA, la quale ci comunica che dal giorno 5 luglio veniva chiusa la discarica, pertanto l'ultima raccolta, la raccolta dei rifiuti veniva fatta il giorno 4 e quindi il giorno 5 il servizio di raccolta dei rifiuti non potrà essere garantito perché ovviamente non c'è dove andare a scaricare. Noi ci stiamo attivando per capire GESA cosa sta in questo momento facendo per risolvere il problema, ma l'appello che vogliamo fare ai cittadini è quello di evitate di buttare la spazzatura quando vi capita, anche perché vi diciamo subito che prima di subito inizieranno le squadre di vigilanza a controllare chi butta la spazzatura fuori dagli orari consentiti e purtroppo chi capiterà, chi verrà beccato, si beccherà una contravvenzione perché dobbiamo entrare nell'ordinario. La spazzatura va buttata fino alla mattina alle 6 e non prima comunque delle 19 di sera, perché chi ha il cassonetto di vicino casa, le installazioni di questi odori possono dare fastidio e danno ovviamente dei disturbi alla gente che abita in quei posti. Di conseguenza i cittadini, noi amministrazione chiediamo una forma di collaborazione in tal senso, in modo da evitare problemi per tutti quanti.